Sulla palla sono entrato! Ma come fa? Chi me la razzo? Cazzo fa? Tutti insieme all'Icon Cup, bam 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 con Ermoce del Divin. C'è Anto, Ale Oliva che la infila, Mirko F facci un gol in difesa con il Cobra, Chris Bom, Enzo e Sasi sempre insieme, tra i pali c'è Prisco, Dario para i rigori, Rapolla e Dido, il rimasto e la forchetta, Sciale e Galasso, in panchina Chef Franco e nessun spettacolo. Signori, emozioni, è il giorno della finale, è arrivata anche questa finale, prima finale sul mio canale, fa pure rima e come per magia spunta il maestro nella prima clip, perché maestro lei mi ha portato abbastanza fortuna. Perché siamo superstiziosi. Esatto, dovevo toccarla, devo farla vedere, grazie mille maestro, ci siamo. Vento a sfavore. Infatti questa è una cosa che ho calcolato. Secondo me primo tempo dobbiamo giocarlo verso questa porta perché il vento sta buttando da questa parte verso quella porta là. Sì. Primo tempo, che ne so, di là dobbiamo attaccare. Giocheremo contro il Panorama. Panorama è pure bello. Panorama pure è bello, guardate qua che panorama questa sera signori. Contro il Panorama, prima partita, si chiude un cerchio. L'abbiamo fatto come inizio del girone 5-4. Vediamo come andrà questa sera e soprattutto vediamo un po' le impressioni degli altri ragazzi della squadra. Pensieri, spero che perdiamo. Così Mirko Capi si arrabbia dello spogliatoio. Grazie mille per essere qui Justin. No, Lamin Justin Sassial. Posso dalla telecamera, posso andare via, posso dalla telecamera. Perché sei col borsone? Parliamone! Gioca chef. Gioca chef Franco. Ah ragazzi, 30 miliardi di pianto ragazzi, veramente guarda. Christian Pulisic. Mi devi testare dal vivo. Oggi sì, sono io il tuo procuratore. La tensione è tanta, la pensione è poca, però ci giocheremo tutto quello che abbiamo. Here we go again, signori, di nuovo in campo, in una finale. Sfateremo il tabù o ci faremo travolgere dall'ansia e dall'emozione? Speriamo di no, perché il Napoli che sarà campione. Ciao! Ragazzi, prima di far parlare Mister Chef volevo fare un discorso a tutta la squadra. Siamo arrivati in finale, vi voglio ringraziare innanzitutto perché comunque stiamo facendo secondo me un bel torneo, ci stiamo divertendo, abbiamo creato questo torneo proprio per far divertire e far giocare tutti quanti. È inutile dire quanto ci teniamo, quanto ci tengo insomma a vincere pure questa partita che è la più importante, e visto che è la partita più importante ho voluto fare una sorpresa a tutti quanti, visto che è la finale dell'Icon Cup bisognava sbloccare l'icona finale e quindi signori ecco a voi un bomber. Guarda, stavo aspettando l'invito, meno male che siete arrivati in finale, se no non partecipavo praticamente. Simo, questa è sempre casa tua, lo sai. Però è sempre casa mia, perché perdiamo. Cambiamo un po' le abitudini in questa Cambiamo un po' le abitudini, dai, sentiamo i mister cosa c'hanno da dire, le formazioni e poi andiamo in campo. Stasera abbastanza rapidamente ragazzi, non per sminuire l'importanza della settimana, del mese, della partita, soprattutto della partita, però penso che ci dobbiamo liberare un po' dalla tensione che ci ha sempre contraddistinto nei momenti finali e cruciali. Adesso non lo so da quanto tempo non arriviamo fino in fondo col trofeo in mano, penso quanti anni sono passati? Credo YouTuber League, Sì. la Coppa Euronix di giorni. Quindi niente, penso che è arrivato il momento, penso che le parole veramente stanno a zero, dobbiamo solo andare in campo e lasciare tutto quello che teniamo per portare a casa la vittoria ragazzi. Stasera non abbiamo altri risultati, lo dico sempre, non sono parole nuove e ci mancherebbe soprattutto il giorno di una finale, però voglio veramente stasera è arrivato il momento di prenderci un attimo la scena e di prendercela seriamente. Abbiamo fatto tanto, il percorso è stato bello, stasera mettiamo la ciliegina sulla torta perché è arrivato il momento. La cosa che vorrei è che, e veramente me la sto ripetendo un po' troppo, è che giocaste liberi, con la testa libera, sicuramente con il cuore più grande che ci avete, con l'attenzione più grande che ci avete,
però allo stesso tempo con libertà, ragazzi, e con allegria. Non sto dicendo che ci dobbiamo adattare agli avversari, questo mai. Se riusciamo a imporre il nostro gioco è sempre quello che noi proviamo a fare. Se però la partita si mette che dobbiamo lottare, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, che dobbiamo giocare con i denti belli stretti, dobbiamo saperlo fare. Voglio, la cosa bella che io voglio stasera a essere amici, a essere fratelli. Quando si segna, quando vinciamo, ci abbiamo abbracciato tutti qua. Non voglio vedere musi duri mezzo campo, passate la palla, pure se volete giocare, da passare la palla, dobbiamo giocare, ci abbiamo divertiti e poi la cosa principale, ci abbiamo portato sta coppa. Allora, attuale formazione, scendi qua. Tengo uno portiere, purtroppo forza che. Antonio, qui devo darti. Raccomandato. Di dove sulla fascia, Patrizio Ianese, destro sinistro dove gioca. Centro campo. Giovanni, tu destro sinistro. Destra di solito. Giovanni destra. Oliva, Enzo Costa e in attacco Simone. Voglio, andiamoci a pigliare sta cosa. Perché in tutto questo, come vi dicevo prima, è tornato anche il critico d'arte, signori, centrale. Fa un allenamento che ha fatto male, fa la finale. No. Comunque ringrazio chi ha capito che ero io l'informatore. Diciamo che non si capiva, e non era Caputo soprattutto, purtroppo. E non sono io Michele Rapoli. Finalmente posso parlare. Sto campo è stranissimo, fra. Sì, è lungo e stretto. Non riesco a capire se è una cosa positiva o una cosa negativa. Secondo me è negativa. Nonostante, lo ripeto un'altra volta, nonostante non abbiamo annunciato niente, guardate qui quante persone sono venute. Ovviamente vi ringraziamo dal primo all'ultimo, non solo quelli della finale, ma anche tutte le persone che sono venute dalla prima partita all'ultima. Grazie, voglio grazie. Il primo tempo? Niente. Secondo tempo? No, abbiamo perso la finale. Secondo tempo non c'è. Rissa, per colpa mia, finale sospesa. Io sto un po' al 50%, parto dalla panchina forse per la prima volta in questa coppa, però torna Sciale. Oggi pensiamo tutti da squadra perché bisogna fare solo gesti e basta. Ci siamo! Oggi due grandi squadre si affrontano, ma solo una coronerà il percorso ricoprendosi d'oro, entrando di diritto nell'Olimpo delle Icone. Un viaggio tranquillo, non è un viaggio memorabile, e il Napoli Creators lo sa bene. Un percorso faticoso che ha anche insinuato dei dubbi all'interno dello stesso gruppo, della stessa famiglia che ha regalato tante gioie, che oggi deve dimostrare di avere superato i dissidi, perché le icone lo sono anche fuori dal campo. Benvenuti alla finale di Icon Cup, Napoli Creators Panorama. Si risfidano per entrare a far parte del firmamento. Un saluto da Gabriele Dattoli, pronto a raccontarvi la sfida. Formazioni. Partiamo proprio dal panorama che schiera una 3-3-1 con Di Pietro tra i pali, Giuliano, Narretti e Giuliano per la difesa, Chietti, Sedente e Raccioppoli dietro la punta. Guadagno. Risponde il Napoli Creators con la formazione pesante, Prisco tra i pali, Didona, Sciale che torna al centro della difesa e Chianese per i tre dietro, Super Allan, il Divin Visone, Ale Oliva ed Enzo Costa dietro alla punta, Simone Crispo. A disposizione Cristian, Ermocio, Sasi Oliva, Ale Iannace, Antò, Mirko e i mister ovviamente sono Paolucci e Chef Franco. Allora, bisogna vincere. Non saperlo. Pronti? A quella finale che tanto ricordiamo, purtroppo con dispiacere, ricordiamoci di quei momenti lì, cerchiamo di non fare lo stesso risultato con la stessa fame che ci ha portato fino in finale. Cerchiamo di divertirci, come diceva anche Chef, come diceva anche Sergio. Per me questa coppa è da portare a casa, cioè non ci sono se, non ci sono ma. Mi raccomando, siamo Dato che azzecchi sempre i pronostici, mo del pronostico. Io devo azzeccare il pronostico di questa partita. Io prima ho detto 2-1 perché la vedo tirata come partita. Il pronostico di Super Allan va alle Oliva invece, né Crispo né Prisco, la barriera Mura e quindi Sciale da Chianese. Subito la pressione di Guadagno. Prisco alza il pallone, trova Crispo. Forse fallo su di lui di Dona. Prova a partire, chiuso. Un po' più dietro. Bravo. Di Dona con le mani.
Scambia con Crispo, poi prova a mettersi in proprio il Rottweiler di Mugnano che vince un rimpallo e calcia largo. Oh, mannaggia miseria, come cazzo fa? Sì, Gianni, sì. Questo è il replay dell'azione. Se l'è allungata forse un filo troppo il Rottweiler di Mugnano, di Dona, che però poi ha vinto il contrasto, ha calciato forte verso il palo lontano, ma non ha trovato la porta. Siamo su. Di Dona con le mani. Rimessa lunghissima, Crispo mette davanti il fisico, riesce a proteggere, però poi viene raddoppiato da Narretti e Giuliano. Bravissimo Simone! Che recuperano. Sedente, prova a verticalizzare. Ancora Sedente. Ancora verticalizzare, Di Dona buca l'intervento e poi il miracolo di Prisco su Chietti. Di Dona! Lancio che ha preso alla sprovvista Di Dona che non è riuscito a intervenire. Poi Prisco con la manona ha fatto un miracolo di posizionamento. Chianese prova a saltare in testa all'avversario, non ci riesce. Poi Sciale alza il pallone, insidioso perché può mettere giù Racciopoli, deve intervenire Chianese. Dalla bandierina il panorama. Forte verso la porta, Prisco la lascia lì, Sciale riesce a allontanare, poi Giuliano non riesce a trovare compagni, quindi Ale Oliva con il cambio di passo più veloce del web. Ancora Ale Oliva dall'altra parte, però non c'è nessuno. Va bene. Match analyst, cosa ne pensa di questi primi 5 minuti di gara? Una via importante di entrambe le squadre, voglia di vincere, c'è concentrazione, per me sarà una bella partita. Ale Iannacci ha dato le sue insights per questa partita. Crispo! La palla rimane lì. Il Divin Visone non riesce a ribadire il rete. Oliva va anche lui in porta, largo. Ha ricevuto e ha calciato subito. Va bene. Giova, non gli incontra, allargati. E li trova la palla. Siamo attenti alla seconda palla, Giova. Un rapporto particolare con le finali per il Napoli Creators. Qui Crispo va a recuperare il pallone, lui invece ha un rapporto positivo. Bravo Simo! Con le finali ricordiamo il suo gol in rovesciata in finale di Naples League contro il Dortmund. Tanto lancio di Ale Oliva a cercare proprio Crispo. Di Dona salta per primo. Ale Oliva, anzi Super Allan, pardon. Forse commette fallo, non secondo il direttore di gara. Quindi Enzo Costa prova a mettere il fisico davanti. Guadagna rimessa già battuta. A cercare Crispo, buona sponda. Super Allan! Fuori di poco il Divin Visone. Gran destro. A fil di gol. Mannaggia, fa gol, mannaggia. È la indicazione tecnica la più classica delle di Chef Franco, che dice giustamente devi fa go. E qui Super Allan ci è andato davvero vicino. Guardate che spettacolo gli ultrascognizzi. La palla già Ottaino che la ma sa anche il Divin Visone che quello era da fare. Crispo protegge e prova a girarsi. Riesce a ricominciare da Chianese, che trova ancora tra linee Enzo Costa. Poi Crispo, sguardo alla porta, destro, deviato, calcio d'angolo. Bravo Simone! Grande Simo! Adesso pallone dalle parti di Ale Oliva che va ad aprire Enzo Costa in mezzo da Divin Visone. Forte! Ma tiriamo! Forte Enzo! Sta alzando i giri del motore Napoli Creators. Ale Oliva va subito da Crispo! Quella coppia lì! Oliva Crispo! 1-0 Napoli Creators, è tornato Simone Crispo! Nessuno dubita più. Simone Crispo sulla battuta rapida di Ale Oliva, un po' disattento il panorama, fa il più facile dei gol per uno con le sue qualità. Simone Crispo 1-0. E ancora la cornice meravigliosa. Ale Oliva con il cambio di passo da Di Dona. Prova a servire ancora Ale Oliva, chiuso da Giuliano, che va a cercare Chietti, la perde perché gliela sradica Enzo Costa lì vicino di Dona, invece si gira Enzo Costa e serve Chianese. Anche lui può guardare la porta. Chianese va a calciare! L'ha vista arrivare all'ultimo Di Pietro ed è riuscito a chiudere il fallo laterale. Giovane ancora meglio, dai. Crispo a cercare Oliva che può coordinarsi. Oliva! Cosa stava facendo Ale Oliva? Vorrebbe la deviazione a un passo da un gol spettacolare Ale Oliva. Guardate che coordinazione con il collo esterno, voleva una deviazione. La palla ha preso un giro magico, ma non si è chiuso con il gol. Enzo Costa va a imbucare a cercare Divin Visone.
Giuliano a chiudere, scivola, infatti può arrivare anche Enzo Costa, che gliela sradica. Enzo Costa vuole andare verso il fondo, poi cerca il traversone, chiuso, contenuto da Narretti. Di Dona recupera Sedente. Giuliano centralmente da Racciopoli, che va anche lui a calciare. Prisco la battezza fuori, la palla si spegne sul fondo. Poi Prisco a cercare Crispo, che riesce a mettere giù. Crispo sponda per il Divinvisone, fuori ancora. Lavoro egregio di Simone Crispo, apprezzato anche dalla panchina. Poi supera Allan con il colpo da biliardo. Il Divinvisone ha provato a metterla all'angolino e ancora una volta stesso esito, ovvero largo sul fondo alla destra del portiere. Ancora Divinvisone, sbaglia l'appoggio, quindi può ripartire il Panorama con il sinistro alto di Racciopoli. Arbitro! 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 Andrei, qua però, E appoggi vicino al tuo. Dai. È il momento di Ermocio. Al posto del Divinvisone Enzo Costa. Vediamo se viene subito cercato Ermocio. No, Crispo, però c'è Ermocio a rimorchio. Invece Crispo calcia deviato. E poi Ermocio non può arrivare perché Di Pietro la toglie. Chi è che intrazzava Parozzi? Ale Oliva, Ermocio con l'esterno, serve ancora Ale Oliva. La sua velocità, il suo controllo, il pallone a cercare Crispo, che può calciare, deviato, angolo. Bravo Simo, bravo Andrei. Mocio batte il calcio d'angolo. Non me l'aspettavo. Enzo Costa vuole troppo Enzo Costa, e infatti Chietti recupera, ha messo giù. Punizione, non calcio di rigore. Le cose inutili è che deve andare col tunnel e poi dopo io stavo da tunnel. Non lo so, proprio sono contro Achille che si piglia palla va in porto. Eccesso di fiducia per Enzo Costa, qui non apprezzato nemmeno dalla panchina. Punizione per il Panorama. Va Chietti, Prisco, bucato. 1-1, ha pareggiato il Panorama dopo l'ingenuità di Enzo Costa. Chietti ha calciato rasoterra e ha bucato Prisco. 1-1. Rivediamo il destro letale di Chietti. Infatti Prisco, che stava giocando una grande partita, non è riuscito a toglierla dallo specchio. 1-1. Chianese da Ale Oliva. Prova a partire Ale Oliva, e qui giallo in arrivo per Chietti. Non la ammonisce il direttore di gara. Ok, fermiamola, qua. Ma lo spray, non ci credo. Ma non ci credo. Bellissimo, quello bello che si scivola sopra. Fate a me adesso. Probabilmente schiuma da barba, non spray, quella del direttore di gara. Prisco con 2 in barriera, vuole calciare lui, anche Crispo lì vicino. Va Prisco, murato, la porta è vuota. Apertura a cercare ma non a trovare Racciopoli. Poi Crispo prova a mettere giù in mezzo a 2. Forse ha commesso fallo. Oh, arbitro, dai! Rimessa Napoli Creators, Ermocio con le mani. Ale Oliva. Ale. Guarda attorno, va ad aprire Rapolla. Anche lui subentrato, prova a cercare Crispo. Non trovato, allora può ripartire il Panorama. Chietti, porta lui. Da uno sguardo alla porta Chietti, 3 addosso, prova a passare in mezzo a 2, vince il rimpallo e poi Sciale gliela calcia addosso e porta a casa, una rimessa preziosa. Vai, dopo, gioca! Adesso Giuliano. Lì vicino, Chietti di prima non trova l'attaccante e quindi Ale Oliva può ripartire con la sua velocità. È andato via Ale Oliva, in area di rigore. Ale Oliva fa assist per Crispo, chiuso. Murato Crispo. Oh, arbitro! Poi messo giù in area di rigore Simone Crispo. Non dovrebbe essere calcio di rigore, rimessa. Ermocio con le mani. Poi Sciale. Murato ha provato a calciare lui. Rapolla prova a girarla, pallone che si impenna. Di Pietro la lascia lì. Crispo aveva piazzato bene, poi Chianese invece male. Rimessa a Panorama. Oh ragazzi! Va bene, dai, va bene. Rilancio lunghissimo con le mani ma non riesce a mettere giù Guadagno. Poi però sì, quindi vuole andare in velocità. Esce Prisco, la lascia a Chietti. Morbido. E avanti il Panorama. Questa volta Prisco non perfetto, era uscito bene, aveva anticipato Guadagno ma l'ha lasciata lì. E uno con il piede di Chietti che fa doppietta. Può segnare il gol del 2-1.
Qui indecisione tra Sciale e Didona. Sciale tunnel. Prisco lascia lì. E Chietti di prima è anche bravo con il mancino a farla passare esternamente rispetto alla testa di Chianese. No, ma andiamo. E Prisco si è anche fatto male. Signore. Oh. Rivediamo. In effetti il pestone c'è, però Prisco di fatto aveva regalato il pallone a Chieti. No, diceva, fai ma più ghiaccio, ma avevo cosa. Si fa in salita, ma non è finita. Dov'è? Domenico, dai, oh! Crispo, Dale Oliva. Morbido a cercare Crispo che va a calciare, parata del portiere. Devi stare più avanti, Andrea, gioca più avanti. Buono il controllo ed era partito anche forte il destro. Alla parata di Pietro, intanto Ermocio. Chiuso da Giuliano, forse si aggrappa Ermocio fallosamente. Arbitro! Mentre siamo nei minuti di recupero, Ale Oliva vuole andare da solo, chiuso. Fallo laterale Napoli Creator, sbattuto veloce, Ermocio! Ermocio! Sulla rimessa di Ale Oliva! Nei minuti di recupero pareggia il Napoli Creators con il nuovo più rappresentativo Ermocio, 2-2. Esultanza con aura, giudicatelo voi perché io non me la sento. Ma qui Ermocio ha fatto un grande gol questa volta con la testa. Ale Oliva lo ha pescato in area di rigore e lui ha girato in rete. Ale Oliva, barriera però non è finita. Chianese la perde, quindi può ripartire il panorama. Chieti punta da solo la difesa del Napoli Creators. Didona gliela sradica ancora una volta e poi rende l'azione da difensiva in offensiva. Ancora Didona, può calciare, largo c'è Ermocio, va a calciare invece Didona, poi protegge, se la porta fuori. Va bene. Di prima come viene? Dai, Padri, dai, calma. È la palla di Prisco con le mani per Didona che ancora una volta va in velocità. Poi forse ha subito fallo. Ermocio duro, però Giuliano non è stato colpito, quindi va via con la punta, riesce a trovare Guadagno che non anticipa Prisco questa volta. Prova a proteggere. Ma non ne hai fischiato uno! Ma che fallo è? Pegate la gola! Stai, acqua! Ma finora non l'hai fischiato mai, non c'è niente! Ma finora non l'hai fischiato mai! A posto? Ma non c'è niente! Ma la cisa! Metteva a terra! Non ne hai fischiato uno e questo lo chiama! E finisce in questo istante il primo tempo 2-2 tra Panorama e Napoli Creators. Era andato avanti il Napoli Creators, poi l'ha ribaltata il Panorama. Ermocio ha pareggiato. Se la blocco con le mani, ma sta di donna dietro, io non l'ho visto, se non gli chiamate l'uomo come prima lo anticipo, ok? Sì, vabbè. Ma la palla che zumba malamente, me le ha butta fuori campo le ha butta. Non perdiamo la testa, siamo tranquilli. Ragazzi, siamo tranquilli, Simone non lo prendono mai. Appoggiamoci su Simone, però poi uno vicino che si infila. appoggia a Simone. Simone così decide se andare da solo o se fare scarico. Però dove abbiamo preso gol? Pallina distrazione, troppo quindi distrazione. ragazzi, marcature, non dobbiamo iniziare a parlare, dobbiamo vedere dove stanno posizionati i giocatori, subito marcature. Non è che loro approfittano della nostra distrazione e allora fanno gol. No, guarda, non va buono così. Dai. Siccome di stasera non lo mantengono in nessun modo, quando gli andiamo sulla palla, mo che rientra Enzo entri per la polla, ok? Enzo, buttati vicino se puoi andare tu. Oppure Alessandro, sta troppo lungo, vai tu. qualcuno più vicino. Pure tu, vai tu, entra dentro, appoggiamoci, scarico su di lui e andiamo vicino. Il campo è lungo, lo so. Entri pure tu, il campo è lungo. Vai giù, però mi raccomando. Ragazzi, la porta è enorme. La dobbiamo mettere a terra. Raso terra forte, facciamo 10 gol. 10. Dai. Facciamo 10 gol, vai giù. Basta che non pigliamo portiere, l'amma piazzando agli angoli e gol sempre. Adesso il Panorama che può calciare. Chieti o Racciopoli. Va il mancino di Racciopoli. Sciale chiude, ma Guadagno arriva per primo. Poi Sciale bravo in scivolata a ribattere il fallo laterale. Dai, vai giù, forza! Uno dietro! Ce l'hai qua, Enzo! Con le mani cercate all'area di rigore. Guadagno forse spinge, fallo in attacco. Vai Ale, vai! Saliamo un po'. Ale Oliva. Sposta.
e apre. Dove c'è puntuale Di Dona. Buono il traversone. Chiusura, poi Racciopoli con la punta riesce a pescare Chietti. Si fa vedere Guadagno all'interno dell'area di rigore. Il pallone a cercarlo, a trovarlo. Chianese torna senza commettere fall. Molto bravo Chianese, soprattutto molto efficace. Ale Oliva da Crispo. Sposta, può calciare anche lui. Crispo! Palo! Di Pietro e poi Ale Oliva! Segna ancora in finale! Alessandro Magno! 3-2 Napoli Creators! Ma è la costruzione che ha fatto la differenza. Poi forse Di Pietro non perfetto, ma Ale Oliva non perdona. 3-2. Questa volta l'esultanza non è pacata, perché Ale Oliva sa il peso del gol che ha segnato. Crispo ha calciato da lontano, Di Pietro bucato, il palo lo salva solo per un attimo, perché Oliva ribadisce in rete. Il Napoli Creators è di nuovo avanti. Allargatevi. Di Dona. Sinistro che però non trova compagni, Giuliano. Deviazione, rimessa a panorama. È merito tuo. È nostra! È nostra! Oh, arbitro, è nostra! Rimessa a Sciale, allontana. Poi prova a girarla verso l'area di rigore Giuliano. Ma la rimessa era nostra, perché ce l'hanno mandato a loro? Signori, come ogni stata partita vi chiedo la cortesia di mettervi più sotto per favore, tracciate l'azione. Abito un po'. Vorrei dire tante cose, anzi una, non posso dirlo. Tanto la panchina ha qualcosa da dire al direttore di gara. Ale Oliva va da Enzo Costa. Enzo Costa forte da Crispo che si gira. Crispo non riesce a calciare. La palla comunque andava verso la porta. È salvato il panorama. Enzo Costa vuole calciare anche lui. Strozzato il suo destro, palla che finisce sul fondo. Va via Sedente. Poi Rappaccioli. Per il pallone a cercare Guadagno, che fa sponda. Racciopoli è vicino da Chietti che la sposta. Morbido da Guadagno, giù con il petto, poi la gira e Prisco devia in calcio d'angolo. Un tiro insidioso quello del 9. Pallone a cercare, tutto solo Racciopoli che calcia alto, se la prende Sciale perché era da solo. Chianese sterza, due addosso, prova a farla passare Guadagno, sponda Chietti, bucata di Chietti e poi con la punta Racciopoli. Mamma mia, accaparato. Ma sì, facciamo lasciare. Sposta Giuliano, vuole andare lui, supera la metà campo. Ancora Giuliano, la porta fuori, però subito fallo secondo il direttore di gara. Ale Oliva non è d'accordo. Addirittura siamo spray contro Ermocio. Il destro intanto del panorama, un Prisco che la blocca. Calma. Oltraggioso è lo spray del direttore di gara contro un'icona come Ermocio, che adesso mette giù. Va a cercare Crispo, bravo Giuliano senza paura. Poi Ermocio subito. Cosa stava per fare Ermocio? Patrizio! Andò bloccato qua dietro, Adesso entra in Cantò. Ale Oliva dalla bandierina che non c'è. Verso Crispo! E che cazzo veramente? Mamma mia, che gol che avevo fatto. Rivediamo il movimento perfetto di Crispo che si stacca rispetto a tutti. Si coordina alla grande come Ale Oliva nel primo tempo. E poi Giuliano, dicevo, è come un gol questo perché l'ha salvato sulla linea. Andò, non salire tanto, andò. Chietti. 40 abbondanti sul cronometro. Prova a spostarla Racciopoli. Va via in qualche modo il Shaarawy. E il Shaarawy in area di rigore, messo giù, punizione prima che entrasse in area. Ha preso la palla! Sulla palla sono entrato! Sono entrato sulla palla! No! Sciale, se prima tirato e poi la prima tirato giù. Che numero è?
Oh, palla netta. Non c'è un arbitro che va fuori, Dire palla netta ho preso. Posso dire solo una cosa? Palla netta. solo una cosa. Una cosa, non è ultimo uomo per te, così, non me lo vuoi dire. Ciao. Perché c'è problema sulle mani? Le mani fa. È uno spa. Esci con della camera o te la butto in tribuna? Ok. Dai, è rosso. Sì, non me ne con il rosso. Allora, vediamo se il fallo di Antò c'era. Forse sì. Poi chiedevano un rosso perché in effetti era una chiara occasione da gol. Però Antò prima era riuscito ad arginare il 92 avversario senza commettere fallo. Poi gli è frenato addosso. Va Chietti Anzino, Raggiopoli, l'ha presa! Prisco! Bravo Antò, bravo! Oh, giochiamo, dai! È un balletto di Andrea Lombardo. La finta di Chietti è efficace perché ha ingannato anche me. Poi non è riuscito ad angolare abbastanza Racciopoli. Con la figura l'ha bloccata Prisco. Guadagno di prima. La sponda di Chietti per il Shaarawy che va a calciare Murato. Adesso le finte di Giuliano. Lì vicino da Racciopoli che si addormenta, quindi Oliva può intervenire. Messo giù, punizione. Giallo anche per Di Giuliano. Dai, gioca, dove dai! Oh, calma ragazzi, calma. Ma ti sentono sempre, dove? Non ti faccio un po' di voto. Ale Oliva, la sua conduzione. Poi lì vicino Crispo trova Ermocio. Può anche calciare, invece va ad aprire dove c'è Didona. Rientra sul mancino Didona. Va invece da Crispo che fa velo. Ale Oliva, lì vicino ancora Crispo. Ale Oliva invece vuole mettersi in proprio. Mette poi il pallone morbido all'interno dell'area di rigore a cercare Ermocio. Non lo trova, quindi dall'altra parte il panorama con Chietti che mette giù. 2 addosso, Enzo Costa. Lì vicino Crispo che va a calciare. Crispo attraversa, la palla non è entrata. Non è entrata. Secondo il direttore di gara, quindi il Napoli Creators rimane avanti di una sola lunghezza. Sarebbe stato un gol pesantissimo, anche perché qui Antò perde un pallone velenoso. Torna Ale Oliva però. Mister, sei il mister, fa la persona ad esempio. Fa la persona ad esempio. Con l'esempio e dallo pure tu. Invece Santero di voto. Aura Lombardo. Intanto Oliva morbido verso Crispo, non riesce a calciare perché viene anticipato. Antò prova la giocata, porta a casa rimessa preziosa. Poi Antò va a cercare Crispo, tutto solo in area di rigore, la sposta Crispo! Simone Crispo! Quanto si sente la sua mancanza! Simone Crispo! Nessuno dubita più, 4-2! Bella Simone, bella! Bravo. La sua esultanza la impareremo a conoscere. Ottimo controllo in area di rigore, poi ottima la costruzione, la preparazione di questo destro, perché prima mette giù, poi l'accarezza eludendo la pressione dei difensori avversari e calcia forte sul palo lontano. Simone Crispo, 4-2. Gran gol. Si è sentita tanto la sua mancanza, quella del 9 del Napoli Creators. E adesso il sorriso sul volto dei ragazzi in maglia blu. Enzo Costa mette un altro pallone a cercare Mirko. Poi Crispo! Tu quanto? Parlate! Non vi sento! È tornato! Crispo Prime. Crispo Prime è tornato, Simone Crispo, la tripletta come fa segno anche Mirko, è tornato, si è sentita la sua mancanza e direi che ha scelto il momento migliore Nel 5 quando andiamo di scena, sai queste cose. per tornare nella sua condizione migliore. 5-2 e poi non ho neanche capito bene cosa abbia detto Simone, ma ha fatto un altro grande gol. Il pallone di Enzo Costa alzato alla cieca, ma molto con precisione a cercare la punta al centro dell'area di rigore, libera il panorama e poi si coordina in un istante Simone Crispo e scaraventa il missile all'interno della porta avversaria. Poi qui è bravo il Divin Visione ad allontanare, calcia lontano, Repetti.
Guarda, dopo guarda dal video guarda dal video cosa ha fatto, non ho fatto niente, guarda dal video. Però guarda, dai, fai un bravo. Zitto. Poi ci avremo insieme. Michi Rapolla, che di solito è una persona completamente tranquilla, quindi per farlo arrabbiare qualcosa è successo. Rapolla si fa subito sotto e fa 6-2 con un golasso dei suoi. Poi un'esultanza un po' provocatoria di Michi Rapolla. Infatti si accendono gli animi. Ma come fa? Ma come fa? Esci da campo! Vai! Chi la razzo, guarda! Cazzo fa? Cosa è scemo? Cosa è scemo proprio? Non ci credo, Iannaccia in campo. Nel caos. Sbagliato. Abito esce. No, non esce. Ah, lo so. Ciao Pasue. Hai ragione, hai fatto un gesto, non si fa. Infatti questa volta anche Sciale ammette che il gesto è stato troppo. Poi golasso di Rapolla che stiamo rivedendo. Abbiamo rivisto anche l'esultanza non carina. Bello il gesto di Chef Franco che lo toglie dal campo perché evidentemente aveva perso la testa dopo il brutto contrasto. Comunque si continua a giocare. Ale Oliva la sposta, la sua velocità, la grande imbucata per Ale Iannace. Ale Iannace partecipa anche lui alla festa, il più glaciale di tutti. 7-2 per il Napoli Creators, che adesso sta davvero già festeggiando, si sta divertendo. Il muflone! Dai, donna! Grande Ale! Forza, mamma! Da Ale ad Ale. Sarò ripetitivo, ma il pallone che ha messo Ale Oliva per il gol del numero 53 è delizioso, così come lo è il tocco morbido di Ale Iannace che fa 7-2 e poi esulta così. Vedi le mosse, Ale, subito. Adesso Crispo va anche a recuperare questo pallone senza commettere fallo. Il pallone per Mirko che vuole partecipare, anche lui non ci riesce. Poi Iannace, che assist per Crispo, che fa poker, ma l'assist di Ale Iannace che cos'è? 8-2. Direi basta. Buona apertura di Crispo per Mirko. Invece aveva calciato centrale, ma coordinandosi meglio di Ale Iannace, che qui con il tacco fa un assist sontuoso per Crispo, che poi per non guastare fa anche gol con il mancino. 8-2. Destro verso la porta. E finisce qui il Napoli Creators, dopo aver sofferto in Naples League, dopo aver sofferto al 12 ore della Sirenis Cup, riesce a vincere la finale di Icon Cup. Devo vincerla a prescindere solo per il gol del muflone. Ma io fatto male. No, sta dispiaciuto. Non esagerare. Si vinda un attimo i casami. No, vabbè, ma lui non è proprio il tipo di ragazzo. Non è proprio il tipo di ragazzo. Non esagerare. Sono cose di campo che possono succedere istintivamente. Sbagliamo tutti, sbagliamo tutti. Il classe più forte d'Italia. Grazie. Voto. Eccola qua.
tutti insieme all'Icon Cup. Bam 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 con Ermocio e Del Divin. C'è Anto, Ale Oliva che la infila, Mirko F facci un gol in difesa con il Cobra, Chris Bom, Enzo e Sasi sempre insieme, tra i pali c'è Prisco, Dario para i rigori, Rapolla e Dido, il rimasto e la forchetta, Sciale e Galasso, in panchina Chef Franco e nessuno spettacolo.